Allora, per riprendere un po' i discorsi, Sì. perché per fare chiarezza, abbiamo un'intervista rapidissima che però chiarisce molto a Rudy Di Marco con giurista. Vediamolo insieme. Allora, guardi, la differenza sostanziale è questa, che nel cosiddetto Italicum, ovviamente, che è appena un disegno di legge, c'è una soglia di sbarramento per accedere al premio di maggioranza, che è del 18%. Questa è la differenza. Non è una differenza sostanziale perché sostanzialmente rimane sia il premio di maggioranza notevole, che va al 18% ovviamente dei seggi, e rimane, volevo dire, anche il blocco delle liste. Il blocco delle liste vuol dire che l'elettore non può scegliere il candidato, ma sceglie una lista e la lista viene bloccata e definita dai partiti che propongono i candidati che vogliono. Quindi la censura, entrambe, ma soprattutto questa censura che aveva mosso la Corte Costituzionale con riguardo al cosiddetto Porcellum, rimane e non è stata superata da questo disegno di legge, ovviamente. Sostanzialmente il problema è questo. La sentenza del 4 dicembre 2013 della Corte diceva che l'assenza delle preferenze sia un fondamentale motivo di incostituzionalità del Porcellum. Lo voglio appunto perché spieghi meglio appunto quanto diceva. Quindi l'assenza delle preferenze, la libertà di scelta degli elettori nell'elezione dei propri rappresentanti in Parlamento costituisce una delle principali espressioni della sovranità e si va a parlare poi dell'articolo 48 della Costituzione. Altrimenti si rischia, in sintesi, questo dice sempre la Consulta, un partito principe che va a governare, a fare le scelte al posto di quelli che sono i candidati. Questo è un po' in estrema sintesi il rischio. Quindi ricollegandosi a questo e poi... No, la chiariamo questa cosa perché bisogna dare le informazioni giuste. Allora, oggi con il Porcellum, se un partito, una coalizione vinceva con il 22% di voti, veniva automaticamente portata a 340 deputati, perché poi invece al Senato i premi venivano dati regione per regione. Quindi 340 deputati sono il 55% dei seggi, quindi con un aumento del 35% e una sproporzione tra, certo. tra i voti presi effettivamente e la rappresentanza parlamentare. Non c'è ombra di dubbio che parzialmente l'Italicum risponde a tutti e due i criteri, perché fissa un limite, sarà il 35, sarà il 38, sarà il 40, quello che sarà, ma sotto la soglia di questo limite non si riceve il premio di maggioranza. Quindi questo è un aspetto. Io per esempio su questo ritengo che la soglia debba essere, siccome ricevi 18 punti in più, secondo me la soglia deve essere molto elevata, non può essere data al 35, tre coalizioni possono arrivare tutte e tre alla pari, 35, diciamo 33, che 31... paradossalmente uno si troverebbe a governare con 2/3 o 3/4 del paese che la pensa in modo diverso, quindi vuol dire una conflittualità che poi degenera. È vero che l'Italicum risponde al criterio di fissare un tetto, secondo me rimane un problema di sproporzione tra quello che ricevi in termini di premio di maggioranza rispetto al consenso effettivamente ricevuto. Diciamo che il secondo turno comunque risolverebbe... Parzialmente. No, il secondo turno lo risolve perché ti porta sopra il 51. Voti a seconda volta... ti porta sopra il 51, quindi è giusto che al secondo turno, esattamente come avviene per i sindaci, no? Primo turno io posso pigliare anche il 24%, ma vado al ballottaggio. Perché c'è una disaffezione dell'elettorato. Però se ci fosse anche per i parlamentari sui collegi, anch'io condivido, io sono stato un sostenitore delle preferenze, tu lo sai, ho raccolto le firme, ho fatto le leggi. Tutti noi siamo stati eletti. Io ho raccolto firme e ho fatto proposte di legge su preferenze. Però io credo che se noi vogliamo riattivare la passione civile, la partecipazione di cui diceva prima. Certo, tu la fai se c'è il tuo candidato. Allora, certo sono i partiti che propongono nei collegi, però se un partito propone un somaro e propone il mio partito, io il somaro non lo voto, neanche se sono capogruppo di quel partito. Quindi voglio dire,
c'è un rischio sempre maggiore per i partiti a candidare sommari, quindi non è vero che con i collegi un partito candida chi vuole, perché se lui candida un sommaro e il partito concorrente vede la possibilità di recuperare magari un gap di 4-5 punti, candida una brava persona e il sommaro viene bocciato. Guarda, abbiamo due... Ma i partiti minori scolari, due che esempi, fine vero? farebbero? La Malfa e Negri. Allora, a parte che sì. noi puntiamo a non essere un partito minore, a diventare un partito Però più grande. i Detto partiti questo, minori che fine farebbero? Poi sentiamo anche la c'è Lega. Cioè, l'importante è partire. Certo, c'è un gap di democrazia naturalmente. Perché Sarebbero spazzati a questo punto, non avrebbero d'altra neanche... parte, quando noi stiamo parlando di un partito minore, perché anche un partito che prende pochissimo, no? L'1% alle elezioni. È un partito che comunque ha preso quanti milioni di voti? No. Qualche milione, 1 milione di voti. Guarda, una milione coalizione, qualche cosa. l'esempio dell'Italicum, una coalizione del 12% vuol dire che ha preso 5 milioni di voti e non verrebbe rappresentata in Parlamento. Perché il rischio è proprio È questo no? che sia quello ho fatto la battuta, certo. un rischio di è rappresentare. sotto il milione. Anche la Lega stessa rischierebbe. Con questo, Sì, con questo sistema. sì, certo. Quindi è chiarissimo. Un attimo, telefonata, Cioè, pronto? anche questa è una cosa assurda, sì, no? no, per quello dico, Contribuirebbe alla vittoria della coalizione e quindi del premio di maggioranza, Però ma lei resterebbe fuori dal Resterebbe Parlamento fuori assolutamente. se stesse sotto il 5%. Certo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Io chiamo da Trieste. Sì, dica. Il problema di fondo che mi stupisce di quei signori che sono là, che sembra che abbiano fatto politica per tanti anni, io Sì. di politica mi sono interessato anche per tanti anni, senza però fare carriere particolari. L'Italia è nata come repubblica col sistema proporzionale, punto. Se loro hanno visto che c'è stata a suo tempo, quando è stata nominata la come si chiama, la Costituente, c'è stato uno studio approfondito sulla base di tutte, la biblioteca civica di Mestre si può vedere, e la Costituente aveva disponibile al momento in cui decideva il sistema elettorale e quando stava facendo e producendo la Costituzione italiana, che poi verrà approvata nel 48, aveva sotto mano la Costituzione e tutte le leggi di tutti i paesi del mondo, non quello che di Tre Baseliche che parla con quello di Milano, che poi gli dice quello di Palermo che va in Germania, di cui a noi non interessa un fico secco, di tutto il mondo. Allora, domanda di base, questo Parlamento con Renzi che fa il salto triplo, mi vuoi spiegare quando si sono messi a esaminare tutte le costituzioni esistenti al mondo e il sistema elettorale di tutto il mondo? Mi pare che non sia avvenuto questo. I premi di maggioranza è una vecchia storia che risale ancora al tempo del fascismo. Primo governo che è stato fatto col fascismo c'è stato il premio di maggioranza. Quando è stato tentato di fare i premi di maggioranza al tempo del 1953, visto che dice qualcuno che pare sia stato anche nella DC, ed era la DC che voleva fare il famoso premio di maggioranza, 2 liste di disturbo sono state fatte per impedire che ci fosse il premio di maggioranza, perché sarebbe un sistema illegittimo e irregolare, non può esserci premio in materia politica. Si va a votare, chi ha la maggioranza, chi non ha la maggioranza non deve avere premio, un voto, un testa e un voto. Nel 53 2 formazioni, una guidata da Parri fino a prova contraria, il primo presidente del Consiglio. Sintetizzi l'intervento, se no rifacciamo un excursus storico. Arrivi al dunque. Ma insomma, allora cosa facciamo? Parliamo di quelli Tre Baseliche e parliamo diciamo che è successo. E di Piccarmo Corbino, liberali hanno fatto 2 liste di disturbo per impedire che scattasse la legge col premio di maggioranza. Non ci deve essere premio di maggioranza, non va bene i 2 turni perché è uno scandalo. Non capisco questo dirigismo, stiamo viaggiando verso il dirigismo, questo non è sistema democratico. Ma lei cosa proporrebbe? Questo si viene definito politicamente dirigismo, questo è socialismo alla Saint-Simon. Non siamo più una repubblica libera, con questo sistema non siamo più una repubblica libera. Il Presidente della Repubblica va al di là anche lui di certe funzioni. Certo. Noi abbiamo bisogno che il Presidente della Repubblica sia garante e i cittadini vanno a votare una volta sola, una testa un voto, se non va bene litigheranno dentro No, è stato chiarissimo. Ma mi scusi, perché non pensi qualche furbo in giro per l'Italia che siccome c'è Renzi che è d'accordo con Berlusconi o con qualsiasi altro, il nuovo sistema elettorale sistemerà i problemi italiani? No, stiamo cercando di spiegare questo. Grazie, chiarissimo, molto gentile. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, pronto? Se vuole abbassare il volume dica tutto e ci dica da dove chiama. Allora, io chiamo da Caldogno. Prego, dica.
Niente, vorrei chiedere al signore quello della Lega lì, no? Sì, marcato. Che io... Abbassi il volume per favore, sono perché stato sennò la leggo. un leghista e della tessera avevo il numero 23. E allora vorrei chiedere al signore della Lega, no? Perché i leghisti, quando era il momento di fare quello che dovevano fare, non hanno fatto e adesso continuano a dire che la Lega. E vorrei sapere da quel signore lì, no? Cosa pensa di fare la Lega qui nel Veneto? Va bene. Adesso glielo chiediamo, grazie. Esatto. Grazie del suo intervento. Allora, cominciamo a rispondere anche ai nostri telespettatori. Primo Devi marcato, rispondere sulla Lega. Certo, intanto sono marcato Roberto, insomma, che il signore non mi conosce. Noi abbiamo fatto un grande errore, secondo me, proprio un errore politico. Quando Fini se n'è andato dalla maggioranza che vedeva la Lega alleata al PDL, noi avremmo dovuto staccare la spina a quel governo. Perché nel momento in cui Fini se n'è andato, la maggioranza era una maggioranza risicatissima. E abbiamo passato i mesi a cercare ogni giorno di trovare una maggioranza possibile per sopravvivere. Se noi fossimo andati a casa e avessimo staccato la spina a quel governo, i sondaggi al tempo ci davano dal 12 al 15% su base nazionale. Avremmo consolidato un consenso enorme e saremmo ritornati in Parlamento con un esercito di parlamentari. Ma c'era un E accordo avremmo con probabilmente Berlusconi. condizionato il governo per fare le riforme. Bossi non l'ha voluto fare, lui dice, per la volontà di mantenere fede a un patto fatto con Berlusconi, che da un punto di vista, etico, morale, è sicuramente rispettabile. Da Dicono un punto di vista economico, politico, però, comunque. purtroppo noi non siamo stati incisivi e non abbiamo fatto le riforme. Ricordo però al telespettatore un'altra cosa, che noi le riforme le abbiamo fatte, ma un referendum che prevedeva già, tra l'altro, la riforma, l'eliminazione del Senato, la riforma della Costituzione, le prevedeva già tutte queste cose. Un referendum ha bocciato quelle riforme e ricordo che solo 2 regioni hanno votato a favore, il Veneto e la Lombardia. Per cui, perché poi le cose si dimenticano, ma le riforme sono state fatte in questo Paese. Poi il referendum le ha bocciate. La volontà cittadina ha detto di no e che noi ovviamente rispettiamo. Ma si è raggiunto il quorum quella volta o no? Non esiste il quorum nei referendum. No, nel coso confermativo non esiste. Tranne, lo ricordo, e non è un caso, in Lombardia e in Veneto, e non è un caso. Cosa proponete adesso per il Veneto? Perché diceva che cosa volete fare? Intanto io, come rappresentante da secessionista della prima ora e da indipendentista oggi, la prima cosa da fare è fare il referendum per l'indipendenza del Veneto. È la prima cosa da fare. Ma non se ne era parlato quando già si diceva 3 governatori, Veneto, Piemonte e Lombardia, a questo punto qualcosa veniva fuori, poi si è tutto, quando si diceva si raggiungono i 3 governatori della Lega, Veneto, Piemonte e Lombardia, come è successo con il discorso della Lombardia, poi Maroni, qualcosa verrà fuori. Ma noi ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo sposato in pieno quella causa dell'indipendenza veneta. È che ci sono dei consiglieri regionali che impediscono ai cittadini veneti di esprimersi, non di fare l'indipendenza, di esprimersi. Allora, guardi, io sono stato tra quelli che ho depositato il disegno di legge e poi ho seguito anche con piacere anche il sostegno dei consiglieri leghisti. Però questo disegno di legge qui, chi governa il Veneto, io parlo d'opposizione, ma l'opposizione non è preconcetta, non è sempre stata opposizione, i miei colleghi lo sanno, io ho votato delle volte dei provvedimenti col centro-sinistra, tante volte col PDL, con il centro-destra, a seconda di quel provvedimento che ritenevo, secondo la mia coscienza, utile, soprattutto i provvedimenti che vogliono riformare, tagliare, rimilitare tutto questo sistema. Ma in questo senso, in questo provvedimento, che ci deve essere una maggioranza che deve assumersi la responsabilità, se crede in qualcosa, di non farlo diventare un manifesto politico, ma di portarlo a termine. Tant'è che siamo andati in consiglio, dal consiglio poi è passato alla commissione e dalla commissione è addirittura scomparso. Non vorrei che compaia poi prima delle elezioni, perché allora mi arrabbio.
Ecco, è scomparso, non c'è più l'ordine del giorno nemmeno della prima commissione marcato. Lo dico perché passo la parola, tu che lo so come la pensi, anche all'interno del tuo partito. Cioè, silenzio stampa, Stefano, non si parla più. Stefano, Guarda, su questo però non diamo notizie false, perché noi siamo in sessione di bilancio, quindi non possiamo affrontare provvedimenti abbiamo parlato che comportano spesa, fino all'approvazione del bilancio. Guarda, siccome quello comporta spesa. No, scusa, comporta spese. C'era l'ordine del giorno ancora a settembre, c'era l'ordine del giorno prima. Abbiamo fatto ai primi di gennaio le audizioni, lo sai perché è un'audizione, ma è un continuo stillicidio e rinvio, perché sappiamo bene che nessuno vuole, ma se abbia coraggio di dire sì, no, di fronte a questi qua. Io credo che oggi, scusa, finisco il ragionamento, io credo che oggi, che male c'è? Oggi il concetto stesso di Stato cambia. Non c'è più nulla, l'Europa stessa mette in discussione gli attuali stati nazionali che sono in forte crisi, sono nati in un contesto storico, fra 150 anni comunque non ci saranno più, comunque. Su questo siamo tutti d'accordo. Cosa c'è di male pensare, abbiamo visto che siamo sulla via del fallimento totale, cosa c'è di male dire ai cittadini cosa pensate, diamo libertà di espressione, poi il tempo, può darsi anche che, ma cosa c'è, perché bisogna contenere, limitare questa libertà di dire cosa vogliono per il loro futuro? È un grande senso di democrazia, è un'azione di democrazia che altri stati come la Svizzera lo fanno addirittura sulle tasse e sulle imposte, perché c'è una maturità democratica. Ma è stato chiaro. Che il popolo sia Sentiamo però Marcato un attimo e poi Padrino. Solo per una verità politica, in modo tale che sia chiara la mia posizione ma anche quella del mio partito. A Matteo Salvini, ancora prima che lui decidesse se candidarsi o meno alla segreteria federale del partito, io gli ho chiesto, qualora tu diventassi segretario della Lega, il primo impegno politico che ti devi assumere, perché per noi questa è una questione vitale, è il referendum per l'indipendenza del Veneto. E devo dire che lui, l'ha detto in campagna elettorale per la segreteria, ma dal momento in cui è diventato segretario non c'è giorno che non dica questo. Addirittura nelle circolari della Lega fa scrivere indipendenza è il futuro. Cioè è talmente convinto di questo perché noi a marzo faremo tutti i gazebo per spingere l'indipendenza veneta a questo referendum. Padrine e poi andiamo in verità pubblicità. politica. Noi Forza Italia ha annunciato che voterà perché il referendum si svolga. Questo non vuol dire di condividere una scelta indipendentista, però noi riteniamo che i veneti abbiano diritto di dire quello che pensano. Dopo la situazione è ben più complessa, ma al di là di questo io parto sempre dal presupposto che ho citato prima, e cioè non ci può essere una evoluzione della nostra democrazia, sia politica che economica, con una diminuzione della partecipazione, perché altrimenti vuol dire che o dei gruppi economici molto forti, oppure dei movimenti radicali molto forti, possono decidere a danno o a beneficio dell'80% dei cittadini. È il concetto del premio di maggioranza di prima. Io sono favorevole al fatto che ci sia una costituente eletta col sistema proporzionale puro e magari con le preferenze, però da questa deve nascere un'architettura istituzionale che garantisca la governabilità, perché noi non dobbiamo avere la memoria corta. Se oggi noi ci troviamo con governi che non sono legittimati come quello del governo Monti, o che hanno una dubbia legittimazione come quello del governo Letta, senza che me ne voglia il collega Ruzzante, perché non è chiaro, cioè oggi non hai voti grazie ai quali è nato questo governo, quindi c'è uno sbilanciamento. C'è una maggioranza, voglio dire. C'è una maggioranza che... Finché dura. Finché dura, ecco. Allora, ma non era una critica politica. Allora, voglio dire, se noi ci troviamo oggi in queste condizioni è perché non c'è un governo stabile. Se non c'è un governo stabile noi paghiamo un prezzo molto alto che alla fine va a pesare anche sulla signora vedova che vive con 600 euro. È questo che bisogna spiegare bene. Non è una cosa che appartiene alla politica. Quindi noi stiamo cercando qualcosa di diverso, perché quello che abbiamo avuto come risultato nelle ultime 2 forme di governo non è stato sufficiente per guidarci in una rotta sicura
e con un'ottima guida fuori dalla crisi. Chiarissimo. Allora, le passo la parola subito, però perché siamo in pubblicità, se no la passo dopo. Dopo, non c'è allora problema. dopo partiamo subito con lei. Pubblicità rapidissimi, poi torniamo insieme.